Buongiorno, sono il dottor Vigevani e sono il responsabile della struttura operativa complessa di oncologia. Questa struttura è nata nel 1996, quindi parecchi anni fa. Da subito abbiamo pensato che, essendo un'oncologia in un ospedale di rete, avesse degli obiettivi ben precisi da perseguire. Innanzitutto quello di dare la miglior cura possibile a tutti i pazienti del nostro territorio, dare la cura più adeguata e idonea ai nostri pazienti, rispettando quelle che sono le regole della buona medicina, cioè di dare la cura appropriata alla persona giusta nel momento giusto. Essendo il nostro territorio un territorio montano, comunque con popolazione dispersa e parecchie difficoltà sociali, abbiamo pensato che accanto a questo fosse necessario anche istituire un rapporto completo con il paziente, dare un approccio globale al malato oncologico, seguendo lui e la sua famiglia e tutto il contesto sociale che gli sta accanto. A tale proposito mi piace ricordare che quando noi curiamo una malattia possiamo vincere o perdere, quando curiamo una persona vinciamo sempre. Proprio per questo, subito dall'inizio abbiamo pensato che fosse importante avere anche una psicologa. E siamo stati tra i primi in regione a avere una psicologa specialista in oncologia per seguire appunto meglio i nostri pazienti. Non si tratta solo di fare la cura migliore nella persona che abbiamo di fronte nella nostra attività quotidiana, si tratta anche di fare molte altre cose. Mi riferisco per esempio alla necessità di dare un approccio multispecialistico al malato oncologico. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che noi dobbiamo far sì che la terapia venga decisa da più medici che messi insieme possano dare un contributo e dare la cura migliore appunto al paziente. Mi riferisco per esempio al chirurgo, al radiologo, al patologo. Pensiamo quanto è importante adesso avere una diagnosi istologica precisa, molto specializzata, perché le cure poi appunto possono cambiare molto in base appunto all'esame istologico. Quindi ambulatori multispecialistici in cui cerchiamo di essere un gruppo, una squadra che decide, che opera al meglio per il paziente. Abbiamo istituito sin da subito un ambulatorio senologico, perché sappiamo che le malattie, i tumori del seno devono essere gestiti da più specialisti. Abbiamo istituito poi una consulenza, per esempio, con il radioterapista. Il radioterapista è una figura molto importante nella cura dei tumori che non può essere non presente in un ospedale quando si deve trattare appunto i tumori nel miglior modo possibile. Abbiamo anche un consulente di chirurgia toracica, perché per le neoplasie polmonari è necessario avere un approccio chirurgico in un ospedale di riferimento come quello di Udine. Queste sono le cose principali che abbiamo fatto sin da subito. Poi nel tempo abbiamo pensato che si dovesse crescere e per questo abbiamo istituito anche altre funzioni. Mi riferisco per esempio all'unità funzionale di cure palliative che è stata istituita l'anno scorso ed è diretta dalla dottoressa Gioia Rimondi. Cosa vuol dire unità funzionale di cure palliative? Vuol dire poter affrontare il paziente in tutto il suo percorso di malattia, non solo all'esordio, quando le cose vanno bene, le cure sono efficaci, eccetera, ma anche quando le cose possono andare male e c'è bisogno di seguire il paziente al di là dei trattamenti attivi che noi facciamo quotidianamente. Quindi vuol dire poter anche andare sul territorio, seguire i pazienti a domicilio e seguirli quindi in tutto il loro percorso di malattia. Abbiamo anche sviluppato l'ematologia oncologica. Con la dottoressa Stefania Grimaz abbiamo istituito un ambulatorio oncoematologia che ci permette quindi di seguire anche pazienti con questo particolare tipo di neoplasia. Accanto alla struttura operativa complessa di oncologia esiste anche un'associazione di volontariato che io ho l'onore di presiedere che ci aiuta e ci supporta in tutte le nostre attività, ma questo sarà oggetto magari di un altro incontro.